Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine che ha un significato in napoletano completamente differente dall'italiano, molto negativo. Incredibile ma vero, guardando il termine, perché sembrerebbe un termine assolutamente innocente e banale. Il termine in questione è passaggio. Con il termine passaggio in italiano si indica l'azione durante una partita di calcio, un passaggio musicale, il passaggio che si dà a un amico con la propria macchina per raggiungere un determinato luogo. In napoletano il passaggio invece indica utilizzare le proprie mani per toccare impunemente una ragazza, approfittando della situazione per esempio, di calca all'interno di un bus, di semi clandestinità da questo punto di vista. È un utilizzo napoletano della italianissima mano morta. Tant'è vero che può essere utilizzato anche dal lato femminile nei confronti di un ragazzo con cui, per esempio, si va insieme in motorino. La ragazza può specificare vicino al ragazzo: non tu pigliare nessuno passaggio, cioè non osare neanche lontanamente cercare con le tue mani, vista l'occasione, di accarezzarmi. Il termine deriva dall'azione del passaggio, ovvero il passare ripetutamente le proprie mani sul corpo della ragazza. Per questo dicevo che attenzione il termine aveva una derivazione completamente negativa da questo punto di vista. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano. E come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!